Della partita tra Parma e Freedom, finita 2-1 per la Freedom. Mister, ti chiedo, partita controllata per 60 minuti, dopo cosa è successo? Abbiamo concesso due occasioni abbastanza simili dalla nostra fascia sinistra alla Freedom. Sono state bravi a sfruttare le due occasioni che hanno avuto e adesso è un periodo che gira così. Adesso vedremo i dati della partita, ma anche domenica scorsa a Cesena è stato uguale. Mercoledì, quando sono arrivati i dati Opta, abbiamo avuto un 80% del possesso territoriale con 100 ingressi in area di rigore, però adesso sta girando così, non stiamo facendo gol davanti con gli attaccanti. Le occasioni che creiamo poi sono tantissime, avete visto anche oggi. Purtroppo poi quando sbagli tanto rischi che al primo errore vieni punito. Questa è una categoria che non ti perdona nulla e quindi oggi niente, abbiamo subito questi due gol in maniera un pochino così paradossale, però Cuneo ci ha creduto e ha sfruttato queste occasioni. Ecco, come hai detto, partita tanto possesso palla, tante azioni create, ma non sfruttate. Allora la domanda è quanto rammarico c'è, dato che serviva una vittoria per rimanere aggrappata là davanti alle altre squadre. No, ma il rammarico è tantissimo, ma non è solo oggi. E oggi e domenica scorsa con Cesena, ma anche la partita in casa con la Lazio, comunque era una partita che non meritavamo di perdere. Purtroppo durante la stagione può capitare che ci siano dei periodi magari di minore lucidità negli ultimi metri, un periodo in cui anche gli attaccanti fisicamente non sono sempre a postissimo, hanno avuto un pochino di problemi, la rosa è anche abbastanza corta, ma questa non è una giustificazione, anzi, cioè abbiamo il dovere di far meglio, perché il Parma è una squadra che deve essere protagonista in questa categoria, quindi bisogna fare qualsiasi cosa per tornare a reggere il passo delle battistrade. Per la prossima partita contro il Brescia, cosa c'è da migliorare? Ma c'è da migliorare l'attenzione su tutti i dettagli della gara, c'è da migliorare qualità negli ultimi 20-25 metri soprattutto, e quindi bisogna essere sicuramente un pochino più cinici, perché questa è una categoria che ti richiede anche di essere cinico nel momento giusto della partita. Basti pensare solo alla palla del 2-0 che ha avuto Gago oggi sul mancino a porta vuota. Se fai 2-0 ovviamente la partita prende un verso completamente diverso. Poi abbiamo sbagliato altre 4-5 occasioni clamorose, e poi dopo niente, sulla prima volta che la Freedom ha messo piede nell'area di rigore ha fatto 1-1. Ovviamente poi dopo ti spaventi, magari hai perso un pochino di certezze, perché funziona così nel calcio, no? Quando vieni un attimo colpito, poi dopo magari perdi un pochino di certezza. Non dovrebbe essere così, ma succede, mentalmente può succedere, quindi niente, testa alta, guardare avanti al futuro, cercare di migliorare questo trend che adesso deve essere prontamente ribaltato.